Il professore Stefano Valenti è il responsabile regionale della SGS. Ecco, si è messo in attività nuovamente e sta proponendo delle iniziative molto interessanti, come per esempio la Carta dei diritti dei bambini e la Carta dei doveri dei genitori. Professore Valenti, ci lo spiega meglio. Ma intanto devo dire, Carmelo, che non stiamo stati fermi, anche se dal punto di vista calcistico i ragazzi non hanno fatto attività, ma noi abbiamo lavorato tantissimo in via di programmazione, di aggiornamento, eccetera, eccetera. Questa è una targa che in questo periodo abbiamo preparato a Palermo, da distribuire, verranno distribuite a tutte le scuole calcio d'élite, perché è una targa che tutti dovremmo osservare, perché c'è la Carta dei diritti dei bambini e la Carta dei doveri dei genitori. Accanto a questa carta, questa targa che verrà esposta presso tutti gli impianti sportivi, noi daremo anche degli opuscoli per quanto riguarda i genitori sui doveri dei genitori, perché qua sono raggruppati, ma abbiamo intenzione di darle direttamente ai genitori. Così come ci stiamo orientando, ci stiamo organizzando, abbiamo già fatto 2 incontri con i genitori delle società, delle scuole calciolitti, che oltre alla formazione dei tecnici e dei dirigenti ci stiamo anche dirigendo verso la formazione dei genitori. Abbiamo iniziato con dei rappresentanti, così come nella scuola, dei rappresentanti delle categorie pulcine, dei sorrienti, per ogni scuola di calcio. Devo dire che siamo già mercoledì prossimo, dopodomani, faremo il 3° incontro con i genitori, in cui andremo e vogliamo che ci sia grande collaborazione di queste 3 figure, il tecnico, il dirigente e il genitore, accanto al bambino. Il bambino che, ripeto, per la nostra fascia d'età, da 6, da 5 a 12 anni, il calcio deve essere visto come un divertimento, come una festa, come un gioco, non deve essere visto come il raggiungimento di determinati traguardi. E per fare questo abbiamo bisogno che tutti parliamo la stessa lingua, non solo la federazione, ma principalmente i tecnici, i dirigenti e soprattutto i genitori. I genitori devono accompagnare i bambini al campo per farli giocare. Quando finisce una partita non devono dire cosa hai fatto, hai vinto, hai perso, ma devono chiedere solo se si sono divertiti. Questo è uno degli obiettivi che ci siamo posti e noi faremo tutto il possibile affinché riusciamo a coinvolgere. So che non ne coinvolgeremo sicuramente tutti, ma speriamo di coinvolgere quanto più genitori possibili in questa nostra proposta.